Amici di Sportissimi, buonasera, un saluto dal vostro caro Marco Genduso, pronto per commentarvi la gara numero 22 del campionato di Serie C1 Girone A che vede scendere in campo Palermo Futsal Club e Merlo Calcio 5. Molinaro serve il fratello che potrebbe anche calciare un gran tiro da fuori, lo fa! E la sblocca subito! Mario Molinaro, l'avevamo detto effettivamente, ha un grande tiro da fuori e lo dimostra subito. 6 minuti credo, va Moncada, perfetto, 0-2, perfetto qui. Devo capire effettivamente se fosse dentro o fuori, ma la Fiura addosso a Tripoli, ripato da Lopez, si continua su John, calcia e Tripoli forse la tocca, ti decide il pallone, poi apertura bella per Condori che taglia il campo, Condori ancora Condori e fa 0-3, apertura, la Spira può fare il quarto, sceglie il primo palo. Scambio con Gennaro che calcia, Tripoli si fa trovare perfettamente lì, poi Molinaro lo infastidisce, poi Chinnici la sporca, Molinaro ancora, c'è il pallone geniale per la Spisa, Morrione in anticipo e può ripartire il portiere, Lucchese deve puntare Molinaro, sceglie di andare sul destro dalle parti di Di Chiara che forse calcia, vediamo uno scambio con Gennaro, non calcia nessuno. Poi cerca invece la porta, deviazione. Di Chiara, c'è tutto solo Gennaro, mette ancora dentro, Lucchese! E la palla rimane lì sulla linea. Gennaro, è un 3 contro 2, Gennaro allarga per Lucchese ancora dentro, Gennaro salta, Di Chiara! E fa gol, torna e fa gol! Andrea Di Chiara per la palla di Lucchese, ma bravissimo Gennaro che non fa l'assist, però qui è tanto merito suo. Chinnici per Lucchese, aggancia Lucchese, bell'aggancio, poi lascia lì Lowati, deve calciare! Deve calciare! Lowati lo fa subito! E l'esultanza alla Lautaro Martinez! 2-3. Non l'ha cercato Mazzola, Lucchese ancora ruba il pallone, Lowati che partì, Lucchese, Gennaro può calciare, vediamo, Gennaro! E non prende la porta, va fuori ma veramente di pochissimo. Primo tempo chiaramente. Su John, schema per la Fiura che calcia e Tripoli fa una parata bellissima a mano aperta, bene. Chinnici, apertura, Lucchese, bella aggancio, Lucchese! Lucchese! Fabio Lucchese! E questo gol se lo merita tutto, perché è uno di quei ragazzi che non ha mai mollato, che ci ha sempre creduto. Voltaggio lo attende, poi Chinnici sporca, regala soltanto la palla a Moncada che può calciare Morrione, super Morrione. E qui salva i suoi, Lucchese più buono di Moncada, gran palla ancora, Lucchese mette dentro sul John, deve calciare, si dimentica un po' il palla e poi tocco morbidissimo, sul John non deve fare queste cose. Primo palo. Voltaggio, cerca il tiro, voltaggio dal nulla, solo Moncada, la Spisa cerca la porta addirittura con Morrione, poi Lucchese per Gennaro, 2 contro 1, c'è Chinnici, cerca infatti il compagno Mezzi sul secondo palo, Gennaro, stavamo dicendo serata complicata, ma quel pallone lui lo spinge in porta perché lo sa fare, 4-4. Bel taglio, Chinnici salta tutti, Lucchese, Tripoli su Chinnici contro Molinaro, adesso Di Chiara, centrale, Lucchese! E questa è la sua giornata, Lucchese is on fire, ma che palla, permettetemi di dire di Chiara, mamma mia che giocatore, quanto è mancato Di Chiara a questa squadra, ma questo finalmente è il Fabio Lucchese che tutti quanti stavamo aspettando. Lo fa fastidire un po', poi sbaglia l'anticipo Di Chiara, Molinaro 5-5, è stato vicinissimo prima, lo fa adesso, c'è la sua posizione di Chiara, cerca la porta, Tripoli, Voltaggio deve calciare Di Chiara, apertura, Lucchese ancora, Tripoli, Gennaro deve calciare, rientra sul destro, poi sul mancino può farlo Di Chiara e non trova la porta ancora. C'è largo Lowati che punta e salta, Voltaggio e poi paratissima, carica la conclusione, poi finta, sbaglia e dà tutta un'azione a Moncada con Morrione, super, la controlla, poi Gennaro, finta, bella giocata ancora, mette dentro Lowati, palo, la palla non vuole entrare, poi Chinnici addosso a Molinaro e Morrione va lungo per Gennaro, la controlla con la coscia, Gennaro ancora, salta uno, Gennaro può calciare, deve farlo, Voltaggio la vuole mettere lunga, salta Lowati ancora, poi Lucchese, Condori potrebbe anche vincerla, Condori sul secondo palo, Moncada se l'è divorata
sull'ultimo tiro della partita e finisce qui con il risultato di 5-5.